Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e finalmente diciamo che la situazione sta iniziando ad essere sotto il nostro controllo. Nello scorso episodio, purtroppo, è venuta a mancare la 10ª legione africana che, nonostante sia stata comunque una legione ribelle che si è unita al fronte spagnolo della guerra civile, devo dire che comunque ci è dispiaciuto molto distruggere. Veramente mi ha toccato il cuore doverla farla fuori dopo tantissime battaglie assieme, tantissimi insediamenti bruciati, tantissimi uomini devastati dalla sua spada. Veramente mi è dispiaciuto, è stata una bella battaglia, come si confa agli ultimi, insomma, a quelli che detengono la gloria, e la loro gloria probabilmente ci sarà per sempre, ci sarà per sempre, nella storia della Repubblica. Ma ora siamo passati a un nuovo capitolo, abbiamo chiuso il fronte greco della rivolta e ora rimane solo la riconquista spagnola e africana. Speriamo di riuscire velocemente a riappianare, insomma, a chiudere questa grande ribellione che c'è stata dell'impero. Dal punto di vista invece partico, diciamo che siamo sempre alle solite, abbiamo perso il villaggio di Fasis, ma lo sapevamo già, anzi meglio perché i nostri nemici qua hanno dei ribelli che potrebbero prendere il controllo della provincia e comunque determinare una perdita del territorio, che per loro è abbastanza importante perché c'è un porto che gli dà appunto l'appoggio. Abbiamo incendiato l'insediamento ancora di Artaxa che continua a bruciare e diciamo che il tentativo è quello di attirare un po' di truppe verso il nord dove abbiamo più legioni rispetto invece al sud. A sud invece abbiamo dovuto forzatamente anticipare la guerra contro i Seleucidi perché i loro rivali stavano per arrivare a fargli guerra e noi non potevamo assolutamente far sì che loro prendessero l'insediamento perché questo qua è territorio di Roma. Noi dobbiamo controllare tutto il territorio della Mesopotamia e quindi questo va a noi. Voi potete spingervi verso queste zone, cari miei. Tra l'altro qui vedo... scusate. Fatemi vedere. Ah, non la vediamo. Ah, beh, infatti mi sembrava strano. Però qui c'è un esercito nostro alleato. E non vorrei che fosse partito da lui e fosse andato qui. Interessante, perché se riescono a distruggergli queste città, a me sarebbe solo che buono. Ectabana in realtà mi serve come città. Però vabbè, una cosa alla volta. Probabilmente dopo che avremo preso l'insediamento di Charax, manderemo le nostre 2 legioni a prendere Ectabana e a consolidare questa cosa, in modo tale da tagliare l'impero dei parti a metà e lasciare queste zone a loro, ok? In modo tale che se le possano prendere, magari do anche una mano, e poi io posso fagocitarmi tutte queste zone a nord, prendendo quello che a Roma spetta, i confini massimi dell'impero. Niente, questo ragazzi è quello che è successo un po' nello scorso episodio, battaglie epiche, purtroppo appunto ci ha lasciato la nostra amatissima 10ª africana, però ragazzi è così, la vita è così, a volte dà e a volte prende. Qui intanto continuano gli assembramenti, mamma mia, ma che cavolo sta succedendo, scusate ma fatemi vedere un attimo cosa sta succedendo qua. Boh. Robe strane accadono in questi territori. Vabbè. Andiamo a vedere un po' in giro, dai. Spostiamo un po' le nostre spie. I carboni di sangue. Vabbè. Stiamo un po' le nostre spie, vediamo cosa succede, giusto per farci un'idea, per tenere un po' sott'occhio i territori. Anche qua dovrei tenermeli sott'occhio, però vabbè. Allora, direi che ci siamo, spese non ne dobbiamo più farne, quindi finiamo il turno. E benvenuti signori in Total War Rome 2, moddato con la Divided Impera, giocato in modalità storica. Ok, rientra l'imbarcazione.
Ora ovviamente ragazzi abbiamo il problema di Erodi, se vi ricordate che adesso lo andiamo a cattare con la legione che si è appena liberata dal controllo dei territori in Grecia. Si ritirano. Si ritirano. Ok, ci attaccano. Va bene. Io me ne lavo le mani. Non potevo scappare da qua, quindi non c'era molto da fare. Ok, adesso posso ritirarmi finalmente, ma loro mi attaccheranno ancora, infatti. Aggressione. Purtroppo non potevo scappare da lì finché non arrivavo con il mio... cioè finché non liberavo la città non potevo scapparmene, quindi una cavolata del gioco come solito. Ma tra l'altro ragazzi, quello lì non è il generale che è partito da Tarraco, vero? Perché sennò che gittata c'ha? No, sarà qualcun altro. Sarà partito da Saguntum. Ok, un altro generale in trionfo, perfetto. Morte onorevole, va bene, ma morte onorevole mica tanto. Missione fallita, sconfiggi il seguente esercito. Vabbè. Pace amen. Non che abbiamo bisogno di aiuti. Intanto le casse statali, oddio, repubblicane sono belle gonfie, belle gonfie. Allora, finalmente possiamo liberare le catene a questa legione e andare in attacco. Ok, perfetto, con due legioni, assolutamente. Allora, meglio schierare l'onagro prima, direi. Quindi prendiamo d'assedio la città con una legione, ma adesso arriva anche l'altra a partecipare al conflitto. Io l'avvicino perché ho sempre paura che non intervenga per un discorso di distanza. Al massimo avvicino loro di qua. Però fatemi vedere. Ok, partecipano entrambe. Guardate qua la vittoria altissima. Allora io la giocherei solo perché deve essere divertente. Voglio usare gli onagri. Poi se è uno schifo non la vediamo, dai. Poi la voglio giocare. Voglio utilizzare gli onagri, queste nuove armi di Roma. Ok, iniziamo lo schieramento. Attacchiamo da dove? Madò, che bello piazzarle qua. No, qua piazziamo... No, ragazzi, qua non avete capito. Qua piazziamo le nostre baliste e ci divertiamo come dei matti. Allora... Ma no, proprio non avete capito niente, proprio. Ma anche gli scorpioni, ragazzi. Cioè, li massacriamo. Poi con la deficienza dell'IA è proprio una figata. Allora, mettiamoci qua. Piano piano saliamo, arriviamo in questa zona. Tra l'altro non è neanche battuta dalle torri. Cioè, ma ragazzi, ma qua la città la devastiamo. Vediamo se c'è un altro punto un po' più bello, ma... Qua non credo possiamo salire, mi sembra un po' troppo ripido. Ma scherzi, tra l'altro che bella questa città qui è bellissima, ragazzi. Così protetta e difesa, bellissima. Con le case fuori, tra l'altro, bellissime. Cioè, molto villaggetto ai piedi della spiaggia. Che spettacolo, gli manca un anfiteatro però, o sbaglio? Non lo vedo. Manca forse... Non so se c'era a Tarraco l'anfiteatro. Ve lo dirò quest'estate perché vado esattamente qua. Allora, signori, prepariamoci con tutte le truppe. La cavalleria la mettiamo da questo lato perché tanto non ci interessa. Il tiro lo portiamo su, ma secondo me secondo me il tiro non fa nulla. Quindi lo portiamo qua. Il tiro diamo giusto
di accompagnamento delle legioni, ma secondo me non serviranno a niente. Ok. Pronti per con le legioni d'attacco in testuggine. Queste sono in difesa, le lasciamo quindi. Ah, queste tengono il carretto, ok. Queste le lasciamo qui. Allora a questo punto, questa chi è, scusate? Ok. Allora queste le faccio abbandonare la macchina d'assedio. E anche, soprattutto questa, soprattutto. E metto al loro posto queste, perché loro sono più aggressive. Sono quindi quelle che entreranno per prime. Ok. Ovviamente devono stare qua. L'idea di salire qui, però in realtà, boh, non so. Vediamo cosa riusciamo a fare con questi onagri. Iniziamo la battaglia. Qui vedo delle navi nemiche. Allora, portiamo la cavalleria. La cavalleria di qua. Ok, intanto saliamo con gli onagri e li portiamo in questa zona. E adesso ci divertiamo, ragazzi. E adesso ci divertiamo. Guarda, per non sapere leggere né scrivere faccio un fronte. I rinforzi sono arrivati dove? Te pareva. Te pareva se non era dalla parte opposta. Ma guarda che è incredibile sto gioco, eh. È veramente incredibile. Vabbè, ma io punto a fare tutto con un'unica legione, ve lo dico. Adesso porto tutti qua, lontano dalle torri. Però io punto a fare tutto con un'unica legione. Allora, tanto la cavalleria si sta trasferendo. Le navi stanno facendo il giro, le navi. Sono scesi solo degli uomini. Ok, vediamo se riesco a intercettarli. Qui intanto stiamo salendo le mura. Ci vorrà un po' di tempo, Ok, uomini in posizione. Adesso ci divertiamo a bombardarli. Cavalleria, vediamo, fa il giro, fammi vedere un po' com'è qua la situazione. Questo è sotto attacco da chi? Ah, forse da questi. Ok. Allora godeteveli. Fuoco, ragazzi. Fuoco. Posizionatevi e tirate. Vediamo. Oh, oh, oh. Fermi. Fermi, fermi, fermi. Wow. Bel colpo. Allora, tiriamo sul portone. Secondo me il portone lo possiamo fare. Vediamo. Non so quanti colpi hanno questi, che avanzano un po'. Vediamo quanto danno gli fa un tiro al portone. Quanto si devono avvicinare? Così tanto. No, 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 no. No, 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 non mi piace questa cosa. Tornate indietro. Porca miseria. Allora, intanto mandiamo avanti la cavalleria. Vediamo un attimo. Dai. Oh, oh, oh. Peccato che c'è questo portone. Peccato. Diciamo utili, ma fino a un certo punto, perché insomma non è che sono proprio fantastici questi onagri. Però dai. Ok, tirano le... Vabbè, dai. Oh, mamma mia. Potenza. Mamma mia, tiriamo sulle mura allora, scusate, fatemi vedere. Proiettile avvelenato. Vedete, questo è una gran cosa, il proiettile avvelenato.
Mamma mia, che danni! Mostruosi. Mostruosi, signori. Non male queste armi qua, eh. Tanto qui la cavalleria non ha... Le truppe saranno già rientrate, saranno magari queste. Va bene, torniamocene indietro, mettiamoci qua. Mamma mia. Dai, fatemi sognare. Mamma mia, mamma mia, creata la breccia. Fermi tutti. Fermi, ok, sono già fermi, perfetto. Allora, mettetevi qua per favore. Mamma mia, creata la breccia. Ma potentissime queste armi, ragazzi. Ma abbiamo scoperto il meta del gioco. Tra l'altro, se non sbaglio, c'è anche un livello sopra rispetto a queste qui. Allora, vediamo come schierarci. Possiamo fare diverse cose. Vediamo un attimo cosa fare. Allora, possiamo continuare a bombardare. E continuando a bombardare sicuramente faremo dei danni notevoli. Torre degli arcieri, 49%. Proviamo, dai, facciamo... È una battaglia di testa, ragazzi. Vediamo, fatemi vedere un attimo com'è funziona qua. Cioè, se tiro giù tutto, mi tira giù tutto. Vediamo. Mamma mia, che danni. Vediamo, Ok, 70%, vediamo. Andiamo avanti. Anche qua tirar giù, fare un buco qui non sarebbe male, però adesso vediamo. 87. Tra l'altro forse, esatto, gli sto facendo dei gran danni anche le unità, Arcieri qua. Qua gli arcieri mi centrano però. Porca miseria. Dai. Ancora qualche tiro per favore. E vedere se crolla anche questo. Però mi sa di no. Facciamo dei test. No, però è rimasto così. Ok, allora niente, li portiamo giù. E li portiamo sulla costa. Perché io adesso ho intenzione di fare una cosina. Se riesco faccio un buco anche qua. Certo qui c'è una torre, però io faccio un buchetto qui. Perché no? Anzi, portiamoli qua. Ma purtroppo gli arcieri mi stanno colpendo, però va bene. Allora, portiamo queste 3 unità di qua, che fanno un po' da difesa. E poi siamo pronti anche per un'entrata, Siamo pronti anche per un'entrata. Allora, fatemi vedere. Voi mi potete... Chi sono questi? Ah, sono reduci. No, 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 non tirate le frecce. No, maledetti. Non tirate niente. Porca miseria. Sti maledetti. Non tirate niente. E mi hanno esaurito il tiro. Ma si può? Ma si può? Stanno fermi. Allora, io potrei andare con questi due a prendermi le mura, questi due qua, e con gli altri entro da questa zona. Tanto ormai il buco è stato fatto. Allora, io però quasi quasi le porterei giù, perché non so se da qua riesco. Vediamo, perdiamo un po' di tempo. Ok, loro si stanno ritirando nel tentativo di seguirmi, ma non hanno proprio capito una mazza. Ah, ma è potentissime con queste armi qua. Tra l'altro avvelenate, quindi posso anche giocarmele tranquillamente in battaglia queste. Troppo lontano, vero? Per voi? No, arriva. Allora, tirate qua per favore. Fatemi sognare. Guarda che belle le animazioni, mamma mia. Ok, i colpi sono partiti, vediamo. Non lo so, non lo so. Però danni già 17. 21. Era meglio se ci mettavamo di fronte, sapete? Vabbè. Vediamo. Poi fanno gran male, Vediamo se
Perché non mi fa andare più in là la grafica. Ok, arriva la salva. 47. Secondo me non ce la facciamo a buttarle giù. No, una ha già finito i colpi. Potrei portare questa qua e fargli tirare da qui. Proviamo. L'altra intanto ha terminato la sua funzione. Se ne torna indietro. Se ne torna in campo base. Mettiamoci formazione di testuggine. La scortiamo. Facciamo dei test, ragazzi. Qua. Ok, siamo in posizione. Tiratemi qua, per favore. Dai. Forza, ragazzoni. Tiratemi. Fatemi sognare. Così sicuramente fa più danno. Anche se ogni tanto qualche svirgolata la fanno, però. Ma non so se sarà sufficiente per tirar giù la parete. Troppo in alto. Vanno a palombella. 68. Ma secondo me finiranno a brevissimo le munizioni. Infatti. Qualcosa. Dai, un paio di colpi. Tiramelo ancora, dai, ti prego. Tirami ancora un colpicino. Dai. Ecco, tipo questo. 89. No, me ne manca uno, ragazzi. Peccato. Strategia è andata un po' col paese. Peccato. Niente, entreremo e non posso tirarla giù con nessuna cosa, quindi facciamo il giro, torniamo indietro. Via, prima che le frecce ci facciano troppo danno. Torniamo indietro, ci ritiriamo da questa zona. Io direi a questo punto, allora, partiamo. Tanto la breccia comunque l'abbiamo fatta, quindi non penso ci siano grandi problematiche. Allora, portiamo avanti prima quelle più grosse. Quindi testuggine offensiva, quelle più difese, e la portiamo in avanti, così tutto il tiro andrà su di loro. Portiamo avanti anche loro. E poi le scale, che si posizioneranno qua nel frattempo. Guarda quanto tiro hanno sprecato. Ignobili. Andiamo avanti col tempo. Intanto stanno arrivando le legioni anche da qua. Andiamo qui in mezzo che c'è il sentiero. Ok, qui la cavalleria. Ok. Ok, andiamo sulle mura. Andiamo dritti sulle mura, tanto questi arriveranno prima. Ok, perfetto. Tempistiche sono corrette. Magari passiamo da qui. Ok, stanno tirando sulle nostre legioni, ma avanzando in maniera protetta non dovremmo avere problemi. Qui andiamo in faccia a questi proprio, della serie venite qua a tirarci. Voi invece proseguite lungo di qua e voi vi unite a questo, a questa roba. State un po' più veloci voi. Ok, riposizionatevi. Qua di lato mi fanno un po' male però. No, tirano su quelli direttamente, ma perché sono i più forti, maledetti. Allora, niente, avanzo anche con questi. Forza, avanzate fino a qua. Anche voi un po' più rapidi, per favore. Ok, avanziamo. Formazione di testuggine. Ok, dentro. Togliete la testuggine, entrate. Entrate anche voi.
Ok, sono sulle mura. Ok, siamo sulle mura, anzi non sono. Ok, siamo entrati. Allora, prendiamoci subito sto portone maledetto. Ok, 1 e 2 si mettono qua in difesa. 1, 1, 2, 1, 3. Li portiamo qui. Ok, questa può scendere. Anzi, aspetta. Vieni qua, va. Combattimi questa sulle mura, per favore. Ok. Qui il muro l'abbiamo preso, oramai. Andiamo di qua. Voi no. Qua in difesa. Ok. Adesso fate un bel blocco. Ok, che il cancello è preso. Ok, forza a puntare qua. Qui ci tirano, fa niente. Continuate a rimanere asserrati. Va bene, adesso basta però. Avanti. Dai, stiamo prendendo il portone. Avanziamo anche con queste unità. Ok, portone preso. Non so cosa stiano facendo questi. Ok, qui non vedo altre truppe. Yonagri tanta roba, ragazzi. Sono il meta del gioco, abbiamo scoperto il meta del gioco. Non so cosa stiano facendo questi. Dovete venire qua, porca miseria. Cioè non è difficile, ragazzi. Mi state facendo arrabbiare. Facciamo la decimazione. Allora, o di qui non passano. Non ho capito questa cosa. No, non passano, ok. Dovete proprio farmi incazzare allora. Dai, andate di qua. Niente, se la vedranno loro sulle mura. Ragazzi, forza, spingere. Forza, schiacciateli. Tanto arrivano i nostri. Va anche il generale, che fa il suo campo base qua, vicino alla legione, alla corte. Ok, qui si stanno scappando. Forza, superateli. È arrivato anche il generale dalla porta, ovviamente, principale di ingresso. Ovviamente, ci sta. Eccolo qua. E ordina ai suoi di avanzare, occupare la piazza. Passare oltre a questi, che tra l'altro adesso verranno falciati. Ok. Portiamo avanti il tiro. Proviamo la cavalleria. Cavalleria per ora la lasciamo fuori. E ok, e qua anche questi sono ormai falciati dall'incuria di Roma. Perfetto. Però avevo detto di non fossilizzarsi su un avversario solo. Qua. Dai, corti d'aquila, andate avanti voi. Fateci vedere come i romani seguono gli ordini. Ok, li abbiamo sciolti. Perfetto, voi giratevi. Attenzione. Tentano il colpo gobbo, signori. Tanto distribuitevi. Andate a occupare le varie piazze, i vari settori. Ok, guardate, qua è il lavoro per il tiro. Voi fermatevi qua. Ok. Barriera 1. Barriera 2. E barriera 3. Così però, ragazzi. Ok. Il tiro implacabile su di loro. Loro adesso arrivano. Tentano. Dai. Forza. Qua.
Premeteli. Ok. Fermo il tiro. Ricomponetevi. Ok. Ok, il generale avanza. Intanto gli altri si dispongono per coprirgli i fianchi. Per coprire i fianchi. Ottimo. Andiamo avanti anche questi. Ok, qui è fatta. Allora, portiamoci nelle varie zone. Tanto avanziamo. Qui com'è la situazione? Ok, ci stanno pensando loro. Perfetto. Lasciamo spazio al generale. Andiamo a occupare la piazza principale. Tanto che gli altri controllano i fianchi. Ok. Ok, qui è fatta. Adesso scendiamo anche a far fuori questi. Ok, continuiamo. Benissimo, questi scendono. Ok. Perfetto, i miei stanno occupando la piazza. Piano piano. Qui non c'è nessuno. Quindi qua. Voi qui. Ok, stiamo occupando la piazza, una delle piazze principali. Il centro cittadino è qua. Quindi dovrò fare tutto il giro, dovrei fare un po' di sbatti, Ok, qua tanto stanno arrivando i nostri romani. Vabbè, facciamo il giro di qua. No, passiamo dalla parte frontale. Passiamo dalla parte frontale. Loro si stanno posizionando. Beh, il nostro uomo se ne va bello dritto. Ok, questi si sono posizionati. Ok. Ok. Qua, forza. Ok, attenzione. Quest'ugine. E andiamo a prenderci questo. Ok, questi sono scesi. Benissimo. Da dov'è che mi tira? No, ok, ho visto un simbolino che non mi piaceva. Ok, prendiamoci la città, il controllo della piazza, scusate. Ok. Difendiamo questi andando di qui. Ok. Abbiamo preso la parte alta, tra l'altro. Ok, qua c'è il generale, l'abbiamo sgamato. Perfetto. Ok, la piazza è nostra. Ok, andiamo avanti con loro. Qui facciamo il giro. Ok, qui stiamo prendendo la torre piano piano. Portiamoci avanti. Anche loro. Ok. Avanti. Voi sarete quelli d'attacco. Ok. Avanziamo. Andiamo sulla piazza principale. Poi facciamo il giro. Ok, ci stiamo disponendo bene. Voi che avete più tiro andate a sostenerlo. Ok, voi di qua. Ok, qua ci stiamo disponendo. Qui abbiamo preso la torre. Ok. Va bene, alto piano, quindi non dovremmo avere sorprese. Spostiamoci di qua. Voi tenete qui, per favore.
Perché i vostri soci non hanno terminato. Ok. Adesso, eccolo qui l'anfiteatro. No, no, c'è l'anfiteatro. Allora, scendiamo. Ok, qua ci sono gli altri uomini. Facciamo il giro. Niente, non me li fa ingrandire. Niente da fare. Ok. Andiamo a prenderci la piazza principale. Un bellissimo tiro da parte dei nostri. Sons of Mars. And attack. Evocati. To attack. Si tirano, parecchio. In the name of Rome. Legionaries. Ok, avanziamo in testuggine, così siamo tranquilli. Vai. Dritti, 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 dritti. Correre, correre. Ragazzi. Scontro. Eccoli che sono arrivati anche gli altri. Superateli. Ok, allora tu controlla questa parte qua, per favore. E dietro loro. Ok. Ok, abbiamo preso la piazza principale. Ok. Forza ragazzi. Dentro anche di lato. Mamma mia. Completamente distrutti. Guardate che bella questa scena. Bellissima. Che si fronteggiano con lo scudo. Bellissimo. Che si spingono. Bellissima questa scena. Faccio il nostro tiro. Non molla, non molla il generale. Adesso è andata finalmente. Dai che molla il generale. Ok, il generale è mollato. E noi ci mettiamo in posizione difensiva. Anche loro. Tutti gli altri qua. Perfetto, abbiamo preso la piazza principale. Ora ce ne stiamo belli tranquilli. Bene, preso il controllo praticamente di mezza città. Ci mancano solo quelle parti là, ma non penso siano necessarie. Questa, ragazzi, è come dovrebbe essere giocata una battaglia di città. Sarebbe bello se il gioco ce la facesse fare veramente così. Però non è così, purtroppo. Contro rovescia per Roma. Ormai la città è nostra. Vi dovete arrendere, signori. Non potete fare più nulla. Siete in mano nostra. A few moments later. E così termina la battaglia con pochissime perdite, signori. Veramente gli onagri eccezionali, ragazzi. Veramente, mamma mia. Eccezionali, un danno incredibile, ma poi soprattutto hanno anche dei tiri di robe avvelenate che non ho ancora provato. Bellissimo. Sono molto contento, ragazzi. È vero che erano unità spicciole, però tanta roba. Abbiamo fatto tanto fuoco amico, guardate, purtroppo. Tanto fuoco amico, perché abbiamo fatto su 111 circa una ventina li abbiamo fatti fuori noi, da soli.
Ottimo, ottimo. Presa la città di Tarraco, signori. Finalmente cade sotto il nostro controllo. Ne andiamo a occupare. E qua tanta roba perché abbiamo preso una bella zona del bacino del Mediterraneo. E quindi ritorna sotto la conquista di Roma. Ottimo. Allora, qui abbiamo due possibilità al prossimo turno. Spingere tutte e due per arrivare a Saguntum insieme e spingere. Oppure no, intanto abbiamo riacquisito un bel po' di roba. Bene, abbiamo anche la caserma. Ottimo. Che qui tra l'altro mi servirebbe perché ho solo ho poche truppe. Io qui prenderei a questo punto uno di loro, così iniziamo subito a reclutare. Loro invece sono già a pieno regime. Sarebbe interessante o portarli su, appunto come vi dicevo, che abbiamo due strade. Una è per andare tutte e due a Saguntum e poi tutte e due a Tarraco, in modo tale da conquistare entrambi i paesi uno dietro l'altro. Saguntum sarà molto semplice da fare, a meno di forze nemiche. Però attaccare tutte e due qua sotto significa lasciare Aracillum isolato da solo. Potenzialmente loro potrebbero passare da sopra e poi dilagare o nelle zone più alte, che sono le più pericolose, che però sono anche quelle più facilmente raggiungibili da quest'altra legione. Che tra l'altro questa legione qua portiamola un po' più indietro adesso. Oppure far sì che dividiamo le due legioni. Riusciremo a prendere Saguntum. Per la presa di Cartago Nova sarà più difficile. Anche Toletum non è detto, cioè se loro avessero delle unità, delle legioni di rinforzo, Toletum sarebbe sicuramente un problema da prendere uno con uno. Io sono più per andare con due legioni tutte su una via e la riscendiamo. Bene, dai. Diciamo che la parte francese, la parte galla, scusate, gallica, è a posto. Intruso. Intruso. Ah, ok. Tigrano certa. Che per ora non possiamo fare guerra, ma vedremo più avanti di fargliela. Vedremo più avanti di fargliela. Allora signori, io sono già andato abbastanza avanti con questo gameplay. Mi dispiace che avete visto poco, però la battaglia l'ho voluto giocare utilizzando gli onagri. Ho voluto fare un po' di cose. Non so se questo video riuscirà ad essere lungo come gli scorsi. Come vedete, diciamo in questi frangenti li ho fatti tutti un po' lunghi in questi ultimi mesi, ma perché siamo tutti un po' in vacanza e c'è più tempo. Inoltre ci sarà un periodo di vuoto per il canale, quindi vi ho dato proprio più contenuto proprio per questo motivo, così avete tempo di recuperare le varie battaglie, le varie cose. Va bene, facciamo così. E niente ragazzi, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, nel senso che avete visto insomma com'è andata la questione. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Allora blocchiamoli qua, va. Blocchiamoli qua se riusciamo un pochettino. Mamma mia, ma che cacchio di... ok, perfetto. Ma che cacchio di unità sono queste? Ma ragazzi, ma che esercito è? Questo qua ci ara. Questo qua ci ara. Dicevo, mi dispiace di non riuscire a portarvi altro contenuto. Sto cercando di fare più video possibili durante le mie giornate, in modo tale che in questo periodo di vuoto siate meno vuoti. È così. È così. Va bene signori, dai, ci lasciamo qua con questo gameplay un po' diciamo incentrato sulla parte della reconquista di Tarraco, però così è. E noi ci vediamo ad un prossimo gameplay, non so quando sarà, adesso vedremo se riuscirò a fare qualcosa oppure no. Allora mi viene il sospetto, ma se io vado a potenziare la caserma, cosa mi salta fuori? Qualcosa di interessante. Le truppe interessanti, ma li vedremo nei prossimi gameplay. Va bene signori, grazie per essere rimasti con me. Ci lasciamo questa panoramica e noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Mi raccomando ragazzi, mettete like, commentate i video anche con una cavolata, perché mi aiutate tantissimo a spargere questi tipi di video. Ovviamente ricordatevi che più gente guarda questi video, più gente entra nel canale
e più porterò questo tipo di contenuto, perché io devo fare ovviamente del contenuto che si concentra sul tipo di target di persone che mi popolano il canale. Quindi signori, se volete continuare a vedere queste mega imprese enormi giocate in maniera storica, sapete cosa dovete fare. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie.